Ancora una sconfitta interna per l'Agragas di Giancarlo Favarin, che dopo un primo tempo giocato alla pari contro il quotato avversario, ad inizio ripresa, complici 5 minuti disastrosi, e aggiungiamo noi di follia, subisce un doppio svantaggio che decreterà la vittoria per la compagine calabra. Una Vibonese cinica e spietata, che ha tirato fuori gli artigli nel momento in cui l'Agragas ha avuto il torto di concedere degli spiragli fatali per la prima linea avversaria. Eppure, nei primi minuti della gara, è stato proprio l'Agragas ad avere la ghiotta opportunità di passare in vantaggio. Infatti, all'8° minuto Orrechichi veniva messo giù in piena area calabra. Nessun dubbio per il penalty che prontamente veniva concesso dall'arbitro. Dagli 11 metri batte Meola, il pallone e beffardamente colpisce il palo pieno e ritorna in campo. Tuccio, troppo sbilanciato, manda fuori. Il possibile vantaggio biancazzurro avrebbe cambiato sicuramente il volto all'intera gara, ma il calcio è fatto così e all'Agragas non resta altro che leccarsi le ferite. Al ritorno in campo la Vibonese sembra essere molto decisa ad incamerare l'intera posta in palio e al 49° il risultato si sblocca. Giunta, effettua un lungo cross, Berardi tocca di testa al centro dell'area, interviene Milazzo che con la punta del piede supera il portiere Dregan. Una classica doccia fredda che tramortisce i ragazzi di Favarin, i quali dopo appena 3 minuti subiscono il raddoppio. L'azione parte questa volta dai piedi di Alagna, che recupera palla a centrocampo e serve Milazzo. Il giocatore non ci pensa due volte a servire la corrente Terranova che tira in porta. Dregan riesce a respingere come meglio può e sulla ribattuta Terranova scarica il pallone in rete. Vibonese che adesso dettaleggia a centrocampo e continua ad essere pericolosa ancora con Terranova e successivamente con Alagna. Ultima occasione calabra con Simonelle, il cui tiro a giro accarezza il palo della porta di Dregan. Cala impetuoso il sipario per l'Agragas all'Esseneto, che dopo la vittoria di mercoledì scorso con il Paternò aveva riacceso una tenue luce di speranza per il futuro. È arrivato il momento di darsi una mossa, la classifica non ne si schioda e lo spettro della retrocessione è dietro l'angolo. Ancora un paio di gare per completare il girone d'andata e domenica prossima sarà derby a Caltanissetta contro la Nissa ed ora spazio alle interviste di fine gara. Alla fine del primo tempo ho detto poche parole perché per quello che avevamo preparato, consideriamo che noi abbiamo giocato anche mercoledì, quindi di fare una partita d'attesa perché tanto è inevitabile che poi questa squadra qui, perché chiaramente ha avuto più tempo per organizzare anche un sistema di gioco, una squadra, ti poteva mettere in difficoltà e sinceramente nel primo tempo siamo stati ordinati, non abbiamo fatto grandi cose chiaramente, però era una cosa che ci serviva per portare avanti la partita più possibile e poi per cercare di sfruttare noi gli episodi che potevano capitare in una partita non semplice come questa. Insomma, dimentichiamoci che davanti abbiamo una squadra sicuramente di tutto rispetto. Gli episodi noi il primo tempo l'abbiamo trovato e purtroppo è andata come è andata, però alla fine del primo tempo quello che ci siamo detti era quello di andare in campo e continuare a lavorare con attenzione come abbiamo fatto nel primo. Poi purtroppo l'episodio del gol ci ha messo subito un po' in ginocchio perché stranamente subito dopo abbiamo preso anche il 2-0. A quel punto lì queste partite contro questo tipo di squadre diventano una salita enorme per tutte le difficoltà che poi noi abbiamo in questo momento. Diciamo che in questo momento siamo questi e possiamo dare questo. Non so quello che si potrebbe fare qualcosa di più, ma diciamo con quelle un pochino più alla nostra portata. Queste squadre qua hanno un margine d'errore inferiore alle altre, quindi quando gli capita l'occasione ti castigano e chiaramente noi siamo qui a leccarci un po' le ferite. Sul mercato invece, mister, lei che cosa sa? Probabilmente la classifica non è che ti incoraggia veramente, quindi c'è anche questo tipo di situazioni che si verificano in questo momento, ma non è che succede solo qui, succede da altre parti. Dobbiamo essere bravi a trovare quelli che accettano una sfida che chiaramente siano funzionali al nostro modo di giocare in questo momento, perché poi non ti puoi permettere nemmeno più di tanto, però
è chiaro che dobbiamo trovare quelli 4, 5, 6 giocatori che ci servono per cercare di venire fuori da qua. No, questa era una cosa che io avevo chiesto all'inizio, di avere delle garanzie per fare la squadra. Io sono in tempo fino al 31 di dicembre perché poi chiaramente da lì in poi non si può fare più un eventuale esonero, però io siccome sono venuto qua non è che voglio buttare tutto all'aria, do alla società la possibilità di fare quello che gli è stato chiesto di fare, non è che da un giorno all'altro si può cambiare, quindi se per un periodo di tempo c'è bisogno di fare, di avere tempo per prendere diversi giocatori, gli va dato assolutamente, non è che dalla mattina alla sera si cambia la squadra, poi dopo le valutazioni facciamo un fondo. Allora Presidente, a lei possiamo chiedere notizie sul mercato, su soci o altro, al di là della partita, magari poi di quello potremmo parlare col mister per analizzare la partita. Invece vogliamo sapere a livello societario cosa succede e anche a livello tecnico se ci sono... Le trattative con gli aspiranti soci sono in corso, dovrebbero chiudersi o positivamente o negativamente nella nella prossima settimana. Per quanto riguarda i calciatori, diciamo che il nostro reparto tecnico si è interessato, dice che abbiamo delle difficoltà anche a prendere top calciatori per il fatto che la classifica non è della migliore. Chi ci crede punta sull'Agras, evidentemente questa settimana secondo me dovrebbe essere cruciale per completare tutto il pacchetto dei calciatori per il proseguo della stagione.